Santa Cena. Come state? Avete avuto una buona settimana? Io sono sicuro che questa sera Dio sta già illuminando questo posto, ma sono sicuro che Dio illuminerà anche le nostre vite, ci farà uscire di qua pieni della sua luce. Io voglio invitarti a chiedere questa luce di Dio già da questa prima preghiera. Preghiamo perché Dio possa mandare la sua luce su di noi questa sera. Preghiamo perché noi possiamo essere un riflesso di questa luce già da quando questa sera usciremo da questa porta. Che tutto ciò che questa sera noi sentiremo e che lo Spirito di Dio che già è qua in mezzo a noi e che questa sera agirà in mezzo a noi possa trasformare radicalmente le nostre vite. Che in questa sera di Santa Cena il nostro Signore Gesù possa fare un miracolo in noi. Amen. Preghiamo insieme. Padre, siamo qua, Signore, questa sera per lodarti, siamo qua, Signore, questa sera per esaltarti, per ringraziarti per tutto, Signore, ciò che ci è successo in questa settimana. Ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa bella, per ogni cosa brutta che ci è successa, perché sappiamo, Padre, che Tu eri nel controllo di tutto, che Tu, Signore, ci hai esaltato e ci hai protetto allo stesso modo, Signore. Io ti chiedo, Signore, che questa sera Tu possa renderti presente qua in mezzo a noi, in mezzo a tutta questa Tua Chiesa che è una in Te, ma soprattutto, Signore, che possa renderti presente dentro ognuno di noi. Cambia le nostre vite, trasformaci, rinnovaci, modellaci, Padre, come a Te piace, che possiamo diventare Tuoi figli graditi, che quando usciremo di qua, questa luce che Tu mandi questa sera su di noi possiamo portarla al mondo intero. Nel nome di Gesù io ti chiedo, Dio, benedici questo culto, benedici questa Chiesa. Amen. Amen. Possiamo fare un applauso al Signore? Oggi è sabato, culto di Santa Cena. Magari molti di voi non si sono visti durante la settimana, magari molti non sono venuti al culto di mercoledì e non hanno avuto neanche il tempo di salutarsi adesso. Quindi io vi invito, mentre noi canteremo questa canzone di allegria e di adorazione, di uscire dal vostro posto e andare a salutare con un abbraccio il vostro fratello. Amen.
perché Egli vive. Posso credere, per chi Egli vive, speranza ho, per chi Egli vive, posso credere, per chi Egli vive, speranza ho. Posso credere, per chi Egli vive, speranza ho, per chi Egli vive, posso credere, per chi Egli vive, speranza ho. Restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Gesù è morto sulla croce per me, per te, per Amen. Che sia esaltato questo nome meraviglioso, questo nome che è al di sopra di ogni nome. Il nome di colui che ci ha amato per primo, che ha cambiato la nostra vita, che ha scacciato via tutta la paura. Che sia esaltato questo nome, questo leone che è morto da agnello ma è risorto e oggi vive e regna come re. Amen. Di chi è questo amore che ha cambiato la mia vita? Di chi è questo amore che allontana il mio timore? Di chi è questo amore che mi ha scelto dall'inizio? Di chi è questo amore che brucia dentro me? Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù.
di chi è questo amore che ha cambiato la mia vita, di chi è questo amore che allontana il mio timore, di chi è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, di chi è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù. Suo nome è come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Come un agnello, come un leone si alzò. Sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re, il nostro re. Come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò, per sempre io canterò che tu sei il nostro re.
Gesù. Puoi alzare la tua mano e dichiarare il suo nome. Suo nome è Gesù. Il suo nome. Suo nome è Gesù. ringraziare il Signore per tutto ciò che tu hai, per la tua famiglia. Prenditi questa libertà in questo momento di alzare una preghiera a Dio. Digli: Padre, grazie, grazie perché tutto ciò che io ho viene da te. Grazie Dio per tutto quello che ho vissuto, per quello che sto vivendo e per quello che vivrò. E io so, Padre, che oggi posso ringraziarti perché tu sei salito su una croce per me, ma il terzo giorno tu sei risorto come un leone. E per questo potere che ti è stato dato quel giorno, io oggi posso ringraziarti.
nostro re. Quello che noi siamo qua a celebrare questa sera non è una semplice formalità, non è una cosa che noi facciamo per tradizione, ma noi questa sera siamo qua a celebrare la Santa Cena del Signore, perché Lui è morto e il terzo giorno, come un leone, Lui è risorto e oggi Lui è qua in mezzo a noi. E tutto quello che tu senti non è frutto della tua fantasia. Lo Spirito Santo che tu senti non è immaginazione, è lo Spirito di Dio che sta agendo qua in mezzo a noi. Amen. Facciamo un applauso a questo Spirito. Potete sedervi. Lasciamo qualche avviso per questa settimana. Come sempre mercoledì abbiamo la nostra preghiera della Chiesa. Questa settimana sarà guidata, se non sbaglio, dalle donne, mentre dopo la preghiera alle ore 20 abbiamo il nostro culto ricarica come sempre. Dopodiché, prima che Tainara e Melia si arrabbino, domenica prossima, se non sbaglio il 12, giusto, alle ore 16 ci sarà un incontro dei nostri teens su Zoom. Tutti i teens sono invitatissimi a partecipare a questo incontro. Sono sicuro che sarà un incontro molto importante per le vostre vite. Sapete come mai sono sicuro di questo? Perché so di cosa si parlerà. Quindi partecipate a questo incontro perché sarà sicuramente qualcosa di molto importante per le vostre vite. Oltre a questo, giovedì abbiamo il nostro ritrovo uomini, quindi tutti gli uomini della zona Verona Centro sono invitati giovedì prossimo alle ore 8, come sempre. Vedremo dove lo faremo questo incontro questa settimana, comunque sarà qua a Verona Centro. Dobbiamo ancora recuperare l'incontro, il ritrovo uomini della zona Lago, ma cercheremo già in questa settimana di recuperarlo. Alberto, Leonardo, tutti voi che siete della zona Lago, John Wesley, io ti perseguiterò finché tu non verrai. Tutti voi che siete della zona Lago siete benvenuti, anche chi non è della zona Lago può partecipare a questo incontro. In questo momento volevo anche presentare i nostri visitanti di questa sera. Sono con noi Angelica, amica di Sonia e Fabiana, coinquilina di Fabiana, è stato scritto, e Lorana, se non sbaglio, amica di Flavia. Amen. Cosa possiamo dire a loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Questa è la casa del Signore, voi siete e sarete sempre benvenute, e come sempre quello che noi desideriamo è che voi possiate uscire da qua con un po' di questo spirito che è qua in mezzo a noi e portarvelo a casa, che possa accompagnarvi per tutta questa settimana e se possibile ancora di più. Amen. In questo momento facciamo una preghiera per le decime, per l'offerta. Ti invito a alzarti in piedi, prendere la primizia che vuoi portare questa sera al Signore, la tua adorazione che puoi portare questa sera al Signore. La casa di Dio, questo posto sta andando avanti
grazie alle nostre decime, alle nostre offerte. Oggi sono stato qua questa mattina con Leonardo, con Junior, abbiamo fatto questo lavoro per la quale voi, grazie al quale voi vedete me, ma io non vedo più voi perché ho tutta la luce negli occhi, ma comunque è sicuramente qualcosa che cambia tutta l'atmosfera qua. Sono molto contento di come Dio sta lavorando, di come Dio ancora lavorerà. Abbiamo tanti progetti in mente. Questa mattina con Junior e Leonardo stavamo vedendo molte altre cose che volevamo fare, ma tutto questo, come voi sapete, è possibile solo attraverso questo momento che noi facciamo, le decime e le offerte. Noi sappiamo che tutto ciò che abbiamo viene da Dio, e se questo per te è un motivo per ridare a Dio la tua primizia, qualcosa che Lui ti ha dato, usa questo motivo per adorare il Signore in questo modo. Non è solo questo il motivo per il quale è giusto dare la tua offerta al Signore, è giusto dare la tua decima. Forse a te non interessa sapere che Dio ti ha dato tutto, forse semplicemente ti piace venire qua, ti senti bene qua, senti la presenza dello Spirito Santo, e allora a causa di questo tu vuoi che questo posto diventi ancora più bello, ancora più comodo. Voi sapete che tutto ciò che viene dato per le decime e per le offerte è usato per l'opera di Dio, non è usato per null'altro. Quindi se questo è quello che ti spinge a fare la casa del Signore, usa questa motivazione per adorare Dio. Ma in ogni caso, qualunque sia la tua motivazione, quello che noi ti chiediamo, che Dio ti chiede prima di noi, è che sia qualcosa che venga dal tuo cuore. Non dare nulla che non è il tuo desiderio dare, dai ciò che è il tuo desiderio dare. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento noi ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte, perché tu possa consacrarle, e ti chiedo, Padre, per ogni famiglia di questa chiesa, Signore, di venire a visitarla in questo momento, e ti chiedo, Signore, di agire in un modo sovrannaturale in questa famiglia, di portare la tua cura, di portare la tua pace, Signore. Ogni persona che è qua dentro, ogni persona che oggi non è potuta venire, che attraverso questa preghiera possa essere raggiunta dal tuo Spirito. Padre, nel nome di Gesù, trasforma case questa sera. Amen. Io ti aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per te. Sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore pronto per te. Ti prego, vieni, riempi oggi qui. Dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. La mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io ti aspetto qui. La mia porta l'ho chiusa per te. Sono qui, ti aspetto, vieni.
sei qui. vicino a me, Dio, Tu sei qui vicino a me, fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui vicino a me, Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. fammi restare qui con te, Dio, tu sei qui, vicino a me, Dio, tu sei qui, vicino a me, Dio, tu sei qui, vicino a me, fammi restare qui con te, Dio, tu sei vicino a me, fammi restare. Io voglio la tua Presenza. desiderio voglio Alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già basta. Io voglio la tua. Possiamo sentire solo le voci? È il desiderio. Voglio dirti che la tua grazia mi basta. Possiamo sederci. Voglio invitarvi a aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca. Abbiamo dimenticato un avviso che già da 2 settimane dovevamo dare, non abbiamo mai dato, anche se è molto notabile. Vedete il nostro modello di questa sera che indossa questo altissimo capo di moda. Le nostre magliette sono finalmente arrivate già da un paio di settimane, in realtà una settimana, sono tutte là dietro, grazie Daniel. Ci sono le magliette come quella che ha Flavia questa sera, anche Renata. Se volete prendere una maglietta, parlate con Sonia Calvi, che è la più esperta venditrice di magliette della Chiesa fino a questo momento, con più vendite nel suo curriculum. Luca capitolo 24.
prima di cominciare la predica volevo anche, avete ovviamente notato che questa sera non c'era Andrea, forse alcuni di voi già lo sapevano, questa sera da qua è da 3-4 giorni che Andrea è a Milano per una conferenza, quindi per questo motivo non può essere qua, volevo scusare la sua assenza, insieme a lei c'è anche Liam e qualcuno di voi era presente anche mercoledì che abbiamo fatto una preghiera alla fine del culto perché il giorno dopo Andrea e Liam dovevano partire molto presto e Liam aveva la febbre molto alta e il Signore ha ascoltato la nostra preghiera, Liam si è ripreso già il giorno dopo, oggi è lì che forse purtroppo per l'Andrea corre come al solito, forse avrebbe preferito godersi questa conferenza con un Liam più tranquillo come quando era malato, ma grazie a Dio lui adesso sta bene e a Dio ha ascoltato le nostre preghiere e con questo volevo anche scusare l'assenza di questa sera dell'Andrea. Allora leggiamo Luca 24 dal 13 in avanti. Amen. Dice così: 2 di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. E gli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? E gli disse loro: quali? E essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta ormai per finire. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via, come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, io ti chiedo di poter parlare con la tua Chiesa come tu vuoi, Signore, di educarmi, Signore, in questo momento a parlare con, Signore, i tuoi figli che oggi sono venuti qua per sentire qualcosa per le loro vite, Signore, che in questo giorno di Santa Cena, Dio, noi possiamo essere riempiti di te attraverso la tua parola. Dio, ti chiedo di usarmi, Signore, come tu vuoi, di modellarmi, Signore, come tu vuoi, affinché questa sera il tuo nome possa essere glorificato. Amen. Amen. Abbiamo letto un bel po' di versetti della Bibbia. Se oggi tu non avevi già fatto la tua lettura quotidiana di Bibbia, abbiamo rimediato questa sera leggendo 20 versetti della parola di Dio.
Abbiamo letto questo brano nel capitolo 24 di Luca, i due discepoli che vanno a Emmaus. C'è una lode brasiliana che forse in pochi conoscono perché è molto antica, ma che a me piace molto e non la canterò. Mi spiace per voi che non la sentirete, ma non la canterò. Ma io mi trovo ogni tanto che sono a casa e mi accorgo che sto cantando questa canzone, che sapete, proprio quelle canzoni proprio antiche, no? Che cantano soltanto le persone molto anziane. Ecco, io sono la persona molto anziana che canta queste canzoni. E questo passo della Bibbia mi sta molto a cuore, perché rivedo molto in Cleopa e nel suo amico, cioè questi due discepoli, rivedo molto noi cristiani normali, tra virgolette. È bello perché io spesso dico che il Vangelo di Luca l'ha scritto a una persona. All'inizio del Vangelo c'è scritto che Luca sta scrivendo a Teofilo, ma io non concordo che Teofilo sia una persona, una singola persona, per il semplice motivo che Teofilo è un nome composto da due parole, cioè Theos e Philos, che significa Dio e amore, cioè Teofilo è colui che ama Dio. Quindi quando Luca sta scrivendo questo Vangelo lo sta scrivendo per le persone che amano Dio, lo sta scrivendo per i discepoli di Dio, lo sta scrivendo per i cristiani, lo sta scrivendo per noi. E infatti in Luca noi vediamo un Gesù che è uomo. Il Vangelo di Luca è il Vangelo del figlio di Dio, no? Gesù come figlio di Dio. Noi vediamo proprio un Gesù uomo nel Vangelo di Luca, e quando Luca riporta questo passaggio dei discepoli di Emmaus, che soltanto Luca ne parla così approfonditamente, Marco li cita appena, ma soltanto Luca dà tutta questa relazione su questo incontro dei due discepoli con Gesù, parla di questi due discepoli facendoci vedere proprio la loro umanità, facendoci vedere loro come noi, facendoci vedere loro nelle loro debolezze, facendoci vedere loro nelle loro incertezze, facendoci vedere loro nelle loro paure, nelle loro fragilità. E questo non sempre accade nella Bibbia, perché la Bibbia tante volte ci mostra dei cristiani o comunque dei personaggi che hanno fatto la storia della Bibbia come dei supereroi. Noi nella Bibbia troviamo Mosè che ha aperto un mare in due, è una cosa da supereroi. Noi nella Bibbia troviamo Davide che ha abbattuto un gigante, noi nella Bibbia troviamo Elia che ha fatto piovere fuoco dal cielo. La Bibbia ci parla di supereroi, sembra certe volte, no? Dopodiché ci dice anche, perché Dio non mente, ci dice guarda che Mosè ha fatto questa cosa che ha aperto il Mar Rosso, ma c'è anche un motivo se non è entrato nella terra promessa, cioè non è che la sua vita sia stata 100% supereroe. E allo stesso modo Elia ha fatto piovere fuoco dal cielo, ma anche Elia ha passato le sue, ha avuto un momento di depressione, ha avuto un momento che voleva abbandonare il ministero di profeta, voleva proprio mollare tutto. E allo stesso modo Davide, si parla del peccato di Davide nella Bibbia, soltanto che a noi restano in mente le grandi gesta di questi uomini. Quando pensiamo a Elia, pensiamo ai profeti di Baal sconfitti quel giorno sul monte Carmelo, Elia che fa piovere fuoco dal cielo e l'altare che aveva preparato e sparso di acqua prende fuoco. Quando pensiamo a Mosè, pensiamo al Mosè dei miracoli, al Mosè che apre il Mar Rosso. Mai ci viene in mente, però se avesse avuto un po' più di fede poteva anche entrare nella terra promessa. No, pensiamo a Mosè, e invece dovremmo anche ricordarci che tutti questi grandi uomini hanno avuto dei momenti di debolezza, senza pensare, senza contare che in realtà Mosè non ha mai aperto il Mar Rosso, cioè è stato Dio a aprire il Mar Rosso, no? Elia non ha mai fatto piovere fuoco dal cielo, è stato Dio a far piovere fuoco dal cielo. E allo stesso modo Davide non ha mai sconfitto un gigante, non l'avrebbe sconfitto senza che Dio guidasse lui in tutte le sue vie, lo allenasse, lo addestrasse affinché quella pietra colpisse proprio il gigante, no? È sempre stato Dio in tutte queste cose, ma noi quando leggiamo le storie di questi supereroi della Bibbia ci ricordiamo solo la parte buona. La parte brutta tante volte la dimentichiamo o la lasciamo un po' da parte. Invece quando Luca ci parla di Cleopa e del suo amico,
non vediamo mari che si aprono, non vediamo giganti sconfitti, non vediamo niente di tutto questo, non vediamo fuoco che piove dal cielo, noi vediamo un uomo normale, cristiano, normale, che come tutti noi e come anche Mosè, Elia e Davide era debole. E Dio ci crea così, deboli, affinché la sua potenza sia perfetta nella nostra debolezza. E fragile, era un uomo fragile spiritualmente, e anche noi siamo fragili spiritualmente. Prova a fare un esame di te stesso. Oggi leggeremo il brano della Santa Cena, c'è scritto: ognuno esamini se stesso. Tu sei così forte spiritualmente, nulla ti abbatte mai? O certe volte ti lasci andare a un pensiero di troppo, o certe volte ti lasci andare a una parola di troppo? No, noi siamo fragili spiritualmente, come anche Cleopa e il suo amico erano esseri umani come noi, cristiani come noi, persone normalissime, niente supereroi, no filtro come c'era all'incontro dei giovani una volta, no, senza filtro, persone completamente normali. E Cleopa era fragile spiritualmente, ma Dio ci fa fragili spiritualmente affinché ogni giorno noi possiamo essere coscienti che noi dobbiamo vestire la sua armatura, no? Dio ci parla dell'armatura del cristiano, quella che noi dobbiamo vestire ogni giorno per vincere questa nostra fragilità spirituale. Noi dobbiamo indossare il nostro scudo della fede, prendere la spada che è la parola, prendere l'elmo della salvezza, la corazza della giustizia, la cintura della verità, i calzari dello zelo per il Vangelo, e così noi potremo essere forti spiritualmente. Senza di questi noi siamo fragili spiritualmente e siamo anche fragili fisicamente. Noi abbiamo una vita che arriva fino a un certo punto, noi ci ammaliamo, noi soffriamo dolore. Questo pomeriggio c'era qua la Sarigna, poverina, che aveva sto dente che gli si stava per togliere e non sapeva cosa fare, stava soffrendo come una matta. Noi volevamo legargliela una porta e tirare una bella botta contro la porta, però era lì che soffriva, perché fisicamente siamo fragili. E a me piace questo racconto qua perché ci mostra proprio la fragilità di noi come uomini. E oggi, in questo giorno in cui noi prenderemo la Santa Cena, tra poco celebreremo questo memoriale della morte e della resurrezione di Gesù, in cui noi, quando prendiamo la Santa Cena, sappiamo che quello è solo pane, che quello è solo succo, sappiamo che non è veramente il corpo e il sangue di Cristo, ma sappiamo anche che questi alimenti dentro di noi possono avere un grande effetto, perché noi stiamo simbolicamente prendendo il corpo e il sangue di Cristo, noi stiamo facendo entrare Gesù dentro di noi, no? E questa sera che noi stiamo facendo entrare Gesù dentro di noi, anche se abbiamo letto una marea di versetti, volevo lasciarvi il testo aureo, si dice, no? Di questa predica che si trova in Isaia 55 versetto 6, che dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Oggi noi prenderemo questo Signore, oggi noi prenderemo Gesù, ma quello che voglio dirvi è: cercate il Signore mentre lo si può trovare. E attraverso questa fragilità di Cleopa, questa debolezza di Cleopa e del suo amico, noi cercheremo di vedere che cosa vuol dire cercare il Signore mentre lo si può trovare. Perché noi potremmo pensare così, potremmo pensare due cose: uno, Dio è spirito, come faccio a trovare Dio se Dio è spirito? Se tu pensi che per trovare Dio tu devi vedertelo davanti, devi poterlo toccare con le tue mani, ti dico già che sei in ritardo di circa 2000 anni. Fossi vissuto 2000 anni fa avresti potuto farlo, oggi no, oggi non puoi. 2000 anni fa circa sarebbe stata una bella esperienza, magari come quella signora che è andata sotto, gli ha toccato la veste, il lembo del vestito, no? Oggi no, oggi non puoi vederlo, non puoi toccarlo fisicamente. Allo stesso modo qualcuno potrebbe dire: ma Dio è onnipresente, vuol dire che è sempre qua, quindi cerco il Signore mentre lo si può trovare, ma è sempre qua, quindi l'ho già trovato. Ma allo stesso modo io ti direi: tu lo hai sempre visto, lo hai sempre sentito nella tua vita?
È chiaro, Dio è onnipresente, Dio è qua in mezzo a noi, Dio è di fianco alla Gabi, Dio è di fianco a Flavia, Dio è di fianco a Tainara, come abbiamo cantato prima. Dio, tu sei qui vicino a me, Dio è vicino a ognuno di noi, ancor più, Dio è dentro ognuno di noi. Ma tu lo hai sempre visto e lo hai sempre sentito nella tua vita? Beh, penso di no. Quindi che cosa vuol dire cerca il Signore mentre lo si può trovare? Che cosa vuol dire cerca Dio mentre lo si può trovare? Abbiamo la risposta a questa domanda già nella lettera di Giacomo al capitolo 4 versetto 8. Giacomo dice così: avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Cerca il Signore mentre lo si può trovare. Quando è che io posso trovare Dio? Quando io mi avvicino a Lui. Quando io mi avvicino a Dio, allora lì io posso trovare Dio. Comincia così il testo che abbiamo letto. Scusate se bevo un goccio di acqua. Spero che non sia di voi della lode. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. In quello stesso giorno due di loro se ne andavano a un villaggio di nome Emmaus da Gerusalemme. In quello stesso giorno di quando? Cioè, qual è quello stesso giorno? Noi dobbiamo andare a vedere qualche versetto indietro. Il capitolo 24 in realtà comincia con un titoletto ben preciso, che è la risurrezione di Gesù. Cioè Gesù era risorto. Quello stesso giorno lì in cui questi due discepoli stavano andando da Gerusalemme a Emmaus e hanno trovato Gesù, Gesù era appena risorto. Era lo stesso giorno, scritto in quello stesso giorno Gesù era risorto. E mi viene da pensare, cioè abbiamo letto, vi ricordate quello che abbiamo appena letto, no? Questi due discepoli di Gesù, cioè persone che amavano Gesù, vedevano Gesù tutti i giorni fino a 3 giorni prima perché è morto, e passavano tutto il tempo con lui e sicuramente lo volevano riabbracciare, rivedere. Hanno saputo che Gesù era probabilmente risorto perché le donne erano andate alla tomba, non l'avevano visto, e dopo altre persone erano andate e avevano trovato il sepolcro vuoto, lui non c'era, era successo sicuramente qualcosa. Eppure queste persone, invece di andare anche loro a cercare Gesù, sono andati via da Gerusalemme, sono andati in un villaggio di nome Emmaus. E mi viene da pensare, perché? Cioè, se noi che non abbiamo mai visto fisicamente Gesù, forse non abbiamo la stessa possibilità, la stessa fede che avevano loro, perché loro hanno visto i miracoli così dalle mani di Gesù proprio davanti ai loro occhi. Se noi oggi sapessimo che Gesù è qua in città, probabilmente, neanche certamente, sicuramente andremo in Piazza Bra o lì in centro, cioè dove potrebbe essere, no? Sicuramente non andremo a Mantova, cioè Gesù è a Verona, no, non vai a Mantova, cosa ci vai a fare? E questi due uomini qua, due discepoli, sapevano che il sepolcro era vuoto. È successo qualcosa, c'è qualcosa di grandioso era successo. Forse non avevano la certezza che Gesù era risorto, sicuramente non ce l'avevano, ma qualcosa di grandioso era successo, eppure loro hanno preso e sono andati a 12 chilometri di distanza, sono andati via da lì. E mi viene da pensare perché è successo questo, no? E quello che Dio mi ha risposto è che più noi cerchiamo Dio, più noi cerchiamo di avvicinarci a Dio, e più diventa difficile avvicinarci a Dio. Più noi cerchiamo di vedere il sovrannaturale di Dio, più noi cerchiamo di fare cose buone, più noi ci mettiamo in campagne di preghiera, più noi pieghiamo le nostre ginocchia, più noi cerchiamo di leggere la Bibbia, più noi cerchiamo digiuno e tutte queste cose qua, più diventa difficile, perché ogni volta che noi facciamo qualcosa per Dio, inevitabilmente, appena il nemico vede che Dio risponde a questo nostro posizionamento, lui ci mette subito i bastoni fra le ruote
e le sfide cominciano a diventare sempre più dure, sempre più dure, sempre più dure, perché il nemico non ha nessun piacere che noi facciamo una campagna di preghiera e Dio risponda a questa preghiera. Il nemico non ha nessun piacere che i teens stiano leggendo la Bibbia e leggendo la Bibbia si stanno avvicinando a Dio, e sicuramente farà di tutto per mettervi i bastoni fra le ruote. Il nemico non ha nessun piacere a vedere un gruppo di uomini che si sta rialzando attraverso questi incontri, e sicuramente farà di tutto per metterci i bastoni fra le ruote. Sicuramente, perché più ci avviciniamo a Dio e quindi più Dio si fa trovare da noi, e più il nemico non è contento di questo e cerca di metterci i bastoni fra le ruote. E noi possiamo vedere questo, io ho visto questo in ogni campagna di preghiera che abbiamo fatto, e io vi dico, non sono un super appassionato di campagne di preghiera, non sto dicendo, non intendetemi male, non è che non mi piaccia pregare, ma io sono dell'idea che Dio è nostro Padre. E il nostro Padre non ha bisogno di una campagna di preghiera per sapere di cosa noi abbiamo bisogno. Dio è il Padre che ci ama, e se a Benjamin serve un quaderno per scuola, non c'è bisogno che per 7 giorni la mattina si inginocchi davanti al mio letto e mi chieda il quaderno di scuola. Io lo so di cosa ha bisogno, so quali sono le sue necessità, so quali sono i suoi desideri, e io rispondo ai suoi desideri e alle sue necessità perché lo amo. Non c'è bisogno che lui venga a implorarmi per questo. Ma allo stesso modo io so che Dio vede la nostra fede quando noi facciamo queste campagne. Io so che Dio vede che noi fatichiamo a svegliarci presto la mattina. Io so che Dio vede che noi mettiamo alla prova la nostra intera giornata. Io so che Dio vede che noi attraverso la nostra fede chiediamo a Lui cose sovrannaturali che per noi non sarebbero possibili, e che solamente grazie a Lui potremo ottenere, o solamente grazie a Lui potrebbero succedere, e attraverso di questo Lui risponde. Non sto dicendo che sono contro le campagne di preghiera, sono a favore delle campagne di preghiera, ne abbiamo fatte, ne faremo ancora, soprattutto perché in ogni campagna Dio con me ha sempre agito. Dio a me ha sempre risposto, ho testimoniato questo mercoledì scorso, ma come io ho testimoniato questo mercoledì scorso, se vi ricordate qualche settimana fa l'Andrea ha testimoniato che abbiamo cominciato la campagna, è successo di tutto nella nostra vita. Io ho bucato la ruota, poi è successa un'altra cosa, è successo di tutto, e questo anche nella campagna precedente era successo di tutto, ma anche in quella precedente Dio aveva agito. E quando abbiamo fatto 2 anni fa la campagna di Neemia, abbiamo fatto quasi 2 mesi di campagna, e in quella campagna Dio ha agito, e oggi siamo qua, e questa è la prova che Dio ha agito. Ma quanto è stata una prova quella campagna, se vi ricordate, quando eravamo là in quell'hotel e tutti insieme dovevamo decidere cosa facciamo, andiamo in questo posto, non andiamo. Dio ha risposto a questa preghiera, ma è stata una prova, perché più noi cerchiamo di avvicinarci a Dio, e più inevitabilmente le prove e le sfide diventano grandi nella nostra vita. E per questo motivo Cleopa e il suo amico, per quanto loro cercassero Dio, per quanto loro cercassero Gesù, per quanto loro amassero Gesù, io credo che se ne siano andati da quella città. Forse perché i seguaci di Gesù, come era stato Gesù, stavano venendo perseguitati, forse per non lo so quale azione del nemico stava accadendo in quel periodo lì, in quel momento lì, ma loro se ne stavano andando da quella città. E parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute, e mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. E mentre discutevano insieme di tutte quelle cose che erano accadute, Gesù si è avvicinato a loro e ha cominciato a camminare con loro. Pensa che è bello, no? Pensa che è bello avere Gesù che cammina di fianco a te. Pensa, Giusy, che bello se la mattina al posto di avere la Katia che si lamenta, hai Gesù che cammina di fianco a te nella tua camminata mattutina. Pensa che è bello. Gesù è sempre disponibile per camminare con noi. Gesù è sempre disponibile a essere
al nostro fianco. Gesù non ha la segretaria, non ha la segreteria telefonica che quando tu chiami ti dice riprovi più tardi, tutte le linee sono occupate. No, Gesù non è così, Gesù è sempre disponibile, basta che tu ti avvicini a Lui come Cleopa e il suo amico hanno fatto, che durante questo cammino hanno cominciato a parlare di Gesù, hanno cominciato a parlare di Gesù. E quanto Gesù, quanto Dio ama quando noi parliamo di Lui, quanto Dio ama quando noi parliamo di Lui. Quanto Dio ama quando noi investighiamo le scritture, quanto Dio ama quando noi cerchiamo di conoscerlo meglio. Paolo scrive in una lettera che c'era un popolo di una certa regione che era di spirito nobile perché investigava le scritture. Quando noi cerchiamo di avvicinarci a Dio, Dio è sempre pronto, è sempre disponibile a scendere e a camminare con noi. Dio è sempre disponibile a camminare con noi. Io voglio farvi intendere una cosa che ho inteso in questi giorni, che questa nostra ricerca di Dio non è altro che un loop. Sapete cos'è un loop, no? Una cosa che continua e continua e continua così, perché abbiamo letto in Isaia: cercate il Signore quando lo potete trovare, cercate Dio mentre lo potete trovare. Allora noi vogliamo cercare Dio, dobbiamo farlo quando lo si può trovare. Ma quando è che si può trovare Dio? Quando ci avviciniamo a Lui, perché quando noi ci avviciniamo a Lui, Lui si avvicina a noi. Allora noi cominciamo a entrare in questo loop, no? Noi cerchiamo Dio e cercando Dio ci avviciniamo a Lui, e più ci avviciniamo a Lui e più Lui si avvicina a noi, e più Lui si avvicina a noi e più abbiamo voglia di cercare Lui, e più noi abbiamo voglia di cercare Lui e più Lui si avvicina a noi, e continua questo cerchio. È così che noi dobbiamo fare, dobbiamo continuare a cercare Lui, perché più cerchiamo Lui, più Lui si avvicina a noi. Quando è che noi possiamo trovare Dio? Quando noi ci avviciniamo a Dio. Quando è che Cleopa ha trovato Gesù? Quando ha cominciato a parlare di Gesù, quando ha cominciato a parlare dell'amore di Gesù, quando ha cominciato a parlare del messaggio della croce, quando ha cominciato a parlare di Gesù che era morto per noi, quando ha cominciato a testimoniare, quando ha cominciato a predicare insieme al suo amico. Non lo so che cosa si siano detti in quella via per Emmaus, chissà di cosa hanno parlato. Si hanno parlato di cose dell'Antico Testamento, cose magari qualche segreto mistico, no? Come parlavamo tempo fa io e Giacomo, Genesi 6 e i giganti, o se parlava di cose più semplici, se parlava dell'amore di Dio. Io non lo so di cosa stesse parlando Cleopa e il suo amico, ma io so che Gesù è arrivato lì in quel momento. Stava parlando di qualcosa e Gesù in quel momento è arrivato lì in mezzo a loro, e Gesù ha riempito il loro cuore, perché dopo Cleopa ha detto che finché Gesù era lì che parlava con loro sentiva il suo cuore che bruciava, sentiva il suo cuore che bruciava. E noi se noi cerchiamo Dio, se noi cerchiamo Dio e Lui si avvicina a noi ci avviciniamo a Lui, noi entriamo in questo loop. Ma la cosa che può fermare questo loop è quando noi cominciamo a rallentare, no? Perché può arrivare un certo momento che noi diciamo: wow, tutto quello che ho sentito da parte di Dio è stato fantastico, sono andato al culto, è stato bellissimo, voglio tornarci un'altra volta. Però l'altra volta dici: caspita, no, questa sera è meglio che non ci vado, esco con dei miei amici, o a quella campagna di preghiera questa volta non partecipo perché sono stato troppo stanco la settimana scorsa quando l'ho fatta, o a quel digiuno questa volta non partecipo perché non ce la faccio più a stare senza il caffè la mattina. Ci mettiamo mille cose che rallentano la nostra camminata verso Dio, no? E questo loop comincia inevitabilmente a fermarsi, perché noi non ci avviciniamo più a Dio. E invece quello che noi dobbiamo fare è continuare a agire in fretta. Sonia ha portato una parola mercoledì scorso alla preghiera che ha detto: Dio ha fretta di liberarci, Dio ha fretta di agire in noi. Questa stessa parola Dio me l'aveva data su un altro episodio della Bibbia, quando Abramo sta con la sua famiglia in un luogo chiamato le Querce di Mamre. In questo luogo arrivano 3 angeli, e appena Abramo vede questi 3 angeli che arriva, lui subito, e la Bibbia dice che in fretta dice: Sara, vai, fai delle focacce, accendi il fuoco, fai questo, prepara la casa, prepara la tenda, fai tutto in fretta perché Dio è qua.
perché Dio è qua e non voglio che vada via. Dobbiamo fare in fretta. Quando Dio è lì con noi dobbiamo agire in fretta. Non possiamo dire lo faccio la settimana prossima, non possiamo dire lo faccio un altro giorno, no, è oggi. In Ebrei 3 c'è scritto: esortatevi l'un l'altro finché si può ancora dire oggi. È oggi il giorno che noi dobbiamo fare le cose, non possiamo ritardare la settimana prossima, altrimenti inevitabilmente questo loop in cui siamo entrati si rompe. E quando si rompe Dio comincia ad allontanarci da noi, ma noi dobbiamo continuare ad avvicinarci a Lui e farlo in fretta. Ho sentito una testimonianza di un pastore americano che era pastore di una chiesa in America e è stato mandato dalla sua chiesa a fare una missione in Thailandia. E mi sembra che sia in Thailandia, non vorrei sbagliarmi, e gli è stato detto: tu dovrai stare in questo luogo all'incirca 3 mesi. Non hai più tempo di questo, hai solo 3 mesi, fai quello che puoi, dopodiché manderemo qualcun altro al posto tuo. Allora questo pastore va in Thailandia, in questi 3 mesi comincia a fare un movimento nella chiesa e a alzare leader in questa chiesa e a fare opere in questa chiesa, affinché quando lui andasse via non ci fosse più bisogno di lui. Ha cominciato, ha fatto leader dei giovani, leader delle donne, leader degli uomini, ha fatto gli operai, ha fatto un sacco di cose e continuava a fare evangelismo e ha fatto tutto perché aveva solo 3 mesi di tempo, non poteva perdere tempo. Alla fine di questi 3 mesi la chiesa, che era partita con circa 30 persone, è diventata una chiesa di 100 persone, con leader, con una struttura organizzata. E dopo questi 3 mesi questo pastore è tornato in America. Solo che dopo un tempo le persone della sua chiesa hanno detto: guarda, non abbiamo ancora trovato qualcuno di fisso da mettere là nella nostra congregazione in Thailandia, potresti tornare tu? Dai, solo un mese, vai solo un mese, dopo ritorni qua. Allora lui va ancora in questa congregazione solo un mese e fa un lavoro, e la chiesa cresce ancora, arriva a 400-500 persone. Finisce il mese e lo chiamano dall'America e gli dice: guarda, fai un altro mese per piacere, perché non ce la facciamo a mandare nessun altro. Fa un altro mese e la chiesa comincia a crescere, diventa una chiesa di migliaia e migliaia di persone. Alla fine questo pastore torna ancora in America e ritorna nella sua chiesa, e un giorno arriva un giornalista, qualcuno da lui, e gli fa questa domanda, gli dice: guarda, ma tu sei pastore di una chiesa qua in America e la tua chiesa ha circa 500 membri, ma la chiesa che avevi in Thailandia aveva quasi 10.000 membri. Com'è possibile che tu hai vissuto una vita qua e la tua chiesa ha solo 1.000 membri, e invece quella in Thailandia, in cui sei stato poco tempo, è cresciuta così in fretta? E questo pastore ha detto semplice: io qua avevo tutto il tempo che volevo per fare l'opera, ma là io dovevo agire in fretta. Là io dovevo agire in fretta, e questa fretta ha fatto crescere la chiesa così tanto. Quando noi ci avviciniamo a Dio non possiamo permetterci di rallentare. Quando noi ci avviciniamo a Dio non possiamo permetterci di far sì che il nemico rallenti la nostra crescita, rallenti la nostra avanzata, perché più noi ci avviciniamo e più Lui si fa trovare da noi, e più Lui si fa trovare da noi, più noi possiamo crescere, più noi avremo voglia di avvicinarci a Lui. Se noi vogliamo diventare delle potenze nelle mani di Dio, se questa chiesa vuole essere una potenza nelle mani di Dio, non abbiamo più tempo di rallentare. Non abbiamo più tempo di fermarci, noi dobbiamo continuare ad avanzare verso Lui, a cercare Lui, avvicinarci a Lui. Dobbiamo pregare, dobbiamo fare campagne, dobbiamo digiunare, dobbiamo leggere la parola, dobbiamo pregare, dobbiamo evangelizzare e dobbiamo farlo come se non ci fosse più tempo. Prima di tutto perché tempo non ce n'è, seconda cosa perché se ci fermiamo diventiamo come Cleopa e Dio si allontana da noi. E non possiamo fermarci. E mentre discorrevano di queste cose insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Ebbene sì, Gesù era lì con loro, camminava con loro, eppure loro non vedevano che Lui era Gesù. Non vedevano che Lui era Gesù, non riuscivano a capire, era di fianco a loro, non era una questione di metri, non è che Gesù era lontano da loro. Forse se io vedo adesso Sandro non lo vedo tanto bene, 1 per le luci, 2 perché è un po' lontano.
Ma no, Gesù era lì con loro e loro non riuscivano a riconoscerlo. Ma riconoscere Gesù è una questione di spirito, no? Riconoscere Gesù è una questione di spirito. Noi vogliamo trovare Gesù, ma per trovare Gesù noi dobbiamo avere lo Spirito Santo. E per avere lo Spirito Santo noi dobbiamo essere pieni di Dio. Perché? Perché Dio ci ha dato solo un pochino del suo Spirito? No, non è quello. Dio non ci ha dato solo un pochino del suo Spirito. Lo Spirito Santo è una persona, è la terza persona della Trinità. Quindi se pensi che lo Spirito Santo ti abbia dato solo una mano, no, si è dato tutto. Se pensi che lo Spirito Santo ti abbia dato solo una gamba, no, si è dato tutto. Quando Dio ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato tutto lo Spirito Santo. Ci ha dato tutto lo Spirito Santo. Non può darti un pochino di Spirito Santo, no, ti ha dato lo Spirito Santo. E com'è allora che non riusciamo a vedere Gesù se abbiamo lo Spirito Santo? Perché dipende da noi come noi mettiamo in pratica questo Spirito Santo, perché dipende da noi come noi facciamo agire questo Spirito Santo nelle nostre vite, perché dipende da noi come noi lasciamo agire questo Spirito Santo nelle nostre vite. Tornando a Genesi 6 che parlavamo prima, Dio disse: il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo, ovvero noi contendiamo con lo Spirito Santo che vive dentro di noi e noi non lasciamo che lo Spirito Santo abbia questa libertà di agire. Se noi vogliamo vedere il sovrannaturale di Dio nelle nostre vite, noi dobbiamo fare in modo che lo Spirito Santo abbia questa libertà di agire. Ho letto un libro che vorrei che tutti quanti leggessero, è un libro molto piccolo, si chiama Il vino nuovo è migliore, se non mi sbaglio, c'è anche in italiano, c'è anche in brasiliano. È un libro che ti fa vedere come lo Spirito Santo agisce nelle persone, ti fa vedere il sovrannaturale di Dio nella vita di un uomo, è un uomo normale come tutti noi, un uomo come Cleopa, un uomo fragile, un uomo debole, un uomo che sbagliava, e come lo Spirito Santo ha cambiato la sua vita e che miracoli lo Spirito Santo ha fatto attraverso di lui. E questo Spirito Santo che viveva dentro quest'uomo è lo stesso che viveva dentro i Davide, i Mosè, gli Elia, i supereroi di cui abbiamo appena parlato, e che vive anche dentro di noi. Però dipende da noi come noi lasciamo agire questo Spirito Santo, dipende solo da noi. Riconoscere Gesù è una questione di Spirito Santo. Quando Gesù chiese ai suoi: voi chi dite che io sia? E Pietro disse: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E allora Gesù gli rispose: beato sei tu, Pietro, perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma lo Spirito Santo. Se vuoi riconoscere Gesù, è una questione di Spirito Santo, non è una questione di metri. Se vuoi trovare Gesù, è una questione di Spirito Santo. Se oggi tu non stai riuscendo a trovare Gesù, se oggi tu non stai riuscendo a vedere Gesù, chiedi a Dio che lo Spirito Santo abbia la libertà di agire in te, perché Lui te l'ha già dato. Lui te l'ha già dato il giorno che tu hai accettato Gesù come tuo Signore e Salvatore, non davanti a un pulpito ma dentro il tuo cuore. Quel giorno Lui ti ha già dato lo Spirito Santo e ti ha riempito di questo Spirito, ma sta a te decidere come questo Spirito abbia la libertà di agire dentro di te. Sei tu che contendi con Lui. Io non voglio più proseguire, potete alzarvi in piedi già. Sapete che io non posso predicare più di 20 minuti, 25 minuti, ho un limite fisico, sono fragile fisicamente. La cosa bella di questo racconto è tutto bello questo racconto in realtà, no? Perché parla proprio di noi, come ho detto. Io mi rivedo in questo Cleopa, mi rivedo appieno in questo Cleopa e nel suo amico, perché io sono fragile, io sono debole, sono fragile fisicamente, sono fragile spiritualmente, sono debole, ma come è finito questo racconto? È qualcosa di fantastico. Al versetto 33 noi abbiamo detto che e alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto e apparso.
Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per via e come era stato da loro riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Ecco che vediamo questo Cleopa e vediamo il suo amico che per quanto fragili, per quanto deboli, per quanto loro non riuscissero inizialmente a riconoscere Gesù, hanno riconosciuto Gesù. E sapete cos'è la cosa strana? Che non hanno riconosciuto Gesù in un grande miracolo di guarigione. Non hanno riconosciuto Gesù in un mare che si apriva, non hanno riconosciuto Gesù perché ha risuscitato un morto, perché ha fatto piovere il fuoco dal cielo o perché ha distrutto un gigante, no, hanno riconosciuto Gesù perché spezzava il pane. Ma quanti di noi riescono a riconoscere Gesù nella vita degli altri, in queste cose semplici? Quanti di noi riescono a riconoscere Gesù ogni giorno nella nostra quotidianità, in queste cose semplici? Vuoi trovare Gesù? Va, se vuoi andare a un culto profetico, vai a un culto profetico, sicuramente lo troverai, ma io ti dico, lo trovi anche a casa tua, lo trovi anche nella camera di tuo figlio, lo trovi anche nella camera dei tuoi genitori, lo puoi trovare in ogni stanza della tua casa, lo puoi trovare in ogni azione semplice che viene compiuta da una persona, per il semplice motivo che Gesù è quello stesso spirito che Dio ci ha dato e oggi abita in noi, e Gesù lo si può trovare in ognuno di noi, lo si dovrebbe trovare in ognuno di noi. Lo puoi vedere in quelle persone che hanno dato allo Spirito Santo la libertà di agire attraverso di loro e in loro. E in ogni piccola cosa che fanno tu lì puoi vedere Gesù. Tu puoi vedere Gesù. E la cosa più bella ancora è che Cleopa e il suo amico sono andati dagli apostoli, dai supereroi, e hanno predicato il Vangelo con loro. Hanno predicato il Vangelo a loro, hanno testimoniato di Gesù, hanno compiuto quel comandamento che Gesù ancora non aveva lasciato, che noi vediamo in Matteo 28, andate e predicate il Vangelo. Ecco che Cleopa, non Mosè, non è stato Mosè, è stato Cleopa, non è stato re Davide, è stato Cleopa. Quanti fino ad oggi non avevano mai sentito parlare di Cleopa? Non alzate le mani, ma pensate dentro di voi, forse tu non avevi mai sentito parlare di Cleopa. Io ti dico che Cleopa ha predicato il Vangelo agli apostoli, Cleopa ha testimoniato agli apostoli. No, non è stato Mosè, non è stato Davide, non è stato Elia, non è stato Geremia o Sansone, è stato Cleopa. E Cleopa era debole, fragile come te, forse più di te, ma Gesù si è avvicinato a lui. Nel momento che Cleopa si è avvicinato a Gesù, ha cambiato la sua vita, e Cleopa ha cominciato a fare grandi cose, a essere luce nella vita di altri. Che Dio ti permetta di essere questa stessa luce, che Dio ti permetta di poter sfruttare al massimo, approfittare al massimo di quello Spirito Santo che già vive in te, che Dio possa renderti una persona nuova, una persona migliore, una persona più forte, una persona meno fragile, che Dio possa fare tutte queste cose oggi nella tua vita e non aver timore nel dire Dio, io sono debole, non aver timore nel dire Dio, io sono fragile, non aver timore nel dire Dio, io sono solo un Cleopa, non sono un Mosè, non sono un Sansone, non sono un Salomone. Non aver timore di dire a Dio questo, perché Dio, appena tu gli dici questo, Lui si avvicina a te, Lui si avvicina a te e cambia il corso della tua storia, cambia il corso della tua vita. E io ti invito a pregare in questo momento, poi faremo la Santa Cena. E se tu hai bisogno in questo momento, prima della Santa Cena, di una preghiera speciale, puoi venire qua davanti, io pregherò per te, le missionarie pregheranno per te, ma altrimenti se vuoi stare al tuo posto, chiedi a Dio, Dio, se io sono solo un Cleopa, fai in modo, Padre, che io possa lasciare allo Spirito Santo la libertà di agire attraverso di me affinché io possa vederti. Fai in modo, Padre, che io possa avvicinarmi di più a te e non fermare questo mio avvicinamento a te, perché non mi voglio più allontanare,
Non voglio più che nessuno mi metta i bastoni fra le ruote. Voglio fare le cose in fretta, senza fermarmi. Chiedi a Dio, prega a Dio, perché la stessa preghiera che posso fare io è la stessa che puoi fare te. La stessa preghiera che poteva fare Mosè è la stessa preghiera che poteva fare Cleopa. Non c'è differenza tra i due. La differenza è il cuore che c'è in te. La differenza è come tu vuoi lasciare agire lo Spirito Santo nella tua vita. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, di venire a fare un'opera nuova, Signore, in questa chiesa questa sera. Di venire a fare un'opera, Signore, di trasformazione, Signore, in questa chiesa questa sera. Trova, Signore, ogni persona che questa sera ha questo desiderio, Signore, vivo, Signore, di avvicinarsi a te. Trova, Signore, ogni persona che ha un cuore disposto, Signore, verso di te questa sera. Ogni persona, Signore, che ha ricevuto la tua parola, Signore, che vuole mettersi più a disposizione verso di te, che vuole venirti incontro, Dio. Io ti chiedo, Dio, trova queste persone e comincia, Signore, ad avvicinarti a loro e farle entrare, Signore, in questa ruota, farle entrare in questo loop, affinché possano continuare ad avvicinarsi, Signore, e continuare a farlo in fretta, senza fermarsi, Dio. Senza fermarsi, Dio. Padre, nel nome di Gesù, non venire, Signore, a fare mancare, Signore, il tuo spirito dentro di noi. Dacci piuttosto, Signore, la forza. Dacci, Signore, piuttosto la capacità. Dacci, Signore, il coraggio, Signore, di abbandonare, Signore, il mondo. Di abbandonare tutto quello che c'è là fuori. Di abbandonare ogni preconcetto. Di abbandonare, Signore, ogni paura. Di abbandonare tutto ciò che ci ferma e lasciare, Signore, che lo Spirito Santo che tu hai già messo dentro di noi possa avere la libertà di agire per fare, Signore, meraviglie intorno a noi, possa avere la libertà di agire per trasformare, possa avere la libertà di agire per far vedere il sovrannaturale di Dio su questa terra. Padre, nel nome di Gesù, benedici, Signore, questa chiesa, benedici ogni mio fratello, ogni mia sorella, Signore, e che, Signore, ognuno di noi possa avvicinarsi sempre di più a te, affinché tu, Dio, possa avvicinarti a noi. Noi vogliamo trovarti, Dio, noi vogliamo trovarti. Mostraci la via, Signore, affinché tutti quanti noi possiamo cercare e trovare il tuo nome. Nel nome di Gesù. Amen. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che amo, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti.
carattere di Cristo, il tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, per Chi salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà? Salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Padre, dammi un cuore puro, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani
salirà, chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. che sia io, fai che io veda, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte, chi resterà Resterà davanti a te. fai che sia io, fai che io veda Fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti. Alleluia, fratelli. Alleluia. Gloria a Dio. Adesso ci prepariamo per fare la Santa Cena. Amen. È scritto così in Primo Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in poi dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, e fate questo in memoria di me. Nello stesso modo,
dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso e non discerne il corpo del Signore. Amen. In questo momento preghiamo per questi alimenti. Signore Padre, in questo momento vogliamo benedire, Signore, questi alimenti, questo corpo, questo pane che diventerà tuo corpo, Signore, dentro di noi. Vogliamo benedire questo succo d'uva che diventerà sangue dentro di noi, Signore. Che questi alimenti, Signore, possano entrare in noi e fare entrare te, Signore, il tuo Spirito Santo dentro di noi. Quindi possiamo veramente sentire la tua presenza nella nostra vita, Signore. Benedici questi alimenti, Padre, in nome di Gesù, e fa che quello che tu vuoi da noi sia fatto attraverso questo ricordo che abbiamo di te, di questa celebrazione che facciamo della tua memoria, Padre, perché l'onore sia tuo, che la gloria sia tua, Padre, e ti chiediamo questo in nome di Gesù. Amen. Potete salire. La luna e le stelle piangono perché il Salvatore è morto sulla croce, il suo sangue ha versato per i miei peccati, tutte le mie colpe su di lui. Con l'ultimo respiro, mentre guardava il cielo, il sole del mattino si è spento. Una grande battaglia fatta contro la morte, il potere dell'inferno sconfitto. La terra ha tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore per sempre. Oh morte, dove sei? Il re risuscitò, ha vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. Per sempre innalzato è, per sempre adorato
abbiamo preso tutti, chi è pronto. Come Gesù ci ha insegnato, possiamo mangiare il pane tutti insieme. Allo stesso modo, quando ha finito, ha preso il calice e ha ringraziato il Signore e ha detto: bevete questo in memoria di me, beviamo anche noi insieme. Con l'ultimo respiro, mentre guardava il cielo, il sole del mattino si è spento. Una grande battaglia fatta contro la morte, il potere dell'inferno sconfitto fu. La terra ha tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore per sempre. Oh morte, dove sei? Il re risuscitò, ha vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. La terra ha tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore per sempre. Oh morti, dove sei? Il re risuscitò, ha vinto contro te. Per sempre innalzato è,
Per sempre ha vinto. Possiamo fare un applauso al Signore. Amen. Io spero che tutti quanti voi siete stati benedetti questa sera dallo Spirito Santo, che i nostri visitanti lo siano stati, che tutti voi lo siate stati, e che lo Spirito Santo possa compiere veramente una trasformazione in tutti quanti noi, possa compiere una trasformazione in tutti quanti noi. Voglio invitare i compleannanti, chi compie gli anni, chi ha compiuto gli anni questa settimana. La Rosalina. Qualcun altro ha compiuto gli anni? Nessun altro ha compiuto gli anni? Un mese macro, giugno, pochi festeggiamenti, ma presto arriverà settembre. Questa chiesa aspetta settembre per i compleanni. Prego. Dopo c'è cucina, non scappate via, restate qua, prendete qualcosa, vivete un momento di comunione, di fratellanza con tutte le altre persone, tanto sono le 10, non c'è più niente da fare, non potete fare nient'altro, quindi siete già qua, approfittatene, state qua e così viviamo un momento di essere uni in Cristo insieme. Se non avete soldi non c'è problema, ci sarà modo più avanti di pagare, Dio benedirà le vostre vite, tranquilli, non c'è problema. C'è problema? Katia mi guarda così. Non c'è problema, Katia, non c'è problema, ma fermatevi qua a vivere un momento. C'è la cucina? C'è la cucina? C'è, allora state qua a mangiare la cucina. Empanada argentina. Questa settimana che l'Argentina ha vinto contro l'Italia, i brasiliani fanno le empanade argentine. Hai visto? Ma l'ho detto a Marcos che un giorno la Germania ne farà altri 7 e mangeremo Würstel con i krauti qua. Potete alzare le mani verso Rosalina, facciamo una preghiera per benedire questo suo nuovo anno di vita, la nostra diaconessa, una persona che veramente dona la vita per questa chiesa. Non sapete quanto tempo, quanti sforzi, quante energie lei impieghi, e che Dio possa sostentarla e fortificarla sempre di più in questo nuovo anno. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo mettere davanti a Te, Signore, la vita di questa Tua figlia che ha compiuto un nuovo anno di vita, Signore. E io Ti chiedo, Signore, di proteggerla sempre, di metterla sotto le Tue ali, Signore, di farla riposare alla Tua ombra, e che questo nuovo anno, Signore, possa essere un anno pieno di gioia, di felicità, di allegria, delle Tue migliori benedizioni, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
delle persone che salgono qua a ricevere gli auguri. Mi sa che la gente dice che non compie gli anni per non passare la vergogna di stare qua. Amen, che Dio possa benedire questa tua settimana, che possa benedire la tua casa, la tua famiglia, che possa aiutarti a lasciare lo Spirito Santo che è in te, a agirsi per trasformare te stesso e le persone che sono intorno a te, per essere luce e sale di questa terra. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù.